Signora Santina, salve! Ancora a casa Citronello, sempre presenti. Signora Santina? Che c'è? Ecco. Oh, Ma che ciao. fa? Cosa sta facendo? Ma stavo guardando fuori perché io mentre faccio le pulizie ogni tanto vado a vedere perché a volte mio marito che cosa fa? Se ne va a lavorare fuori che Sì. abbiamo il giardino Sì. e non pensa più niente e io ho paura, c'è l'attachicardia mi sta vedendo. Perché? Sì, mi viene l'attachicardia perché ho paura che in un momento all'altro mi cascia in terra e muore. Perché? Perché? Sì, Come mai questo panico lei per suo marito? Il panico perché se ne sono a volte senti alla televisione delle cose che Sì. si dicono perché si sentono male, si accasciano, lavorano o molto zappa c'acchiare d'ingoggio. Sì, lo so, cose che possono succedere, dico ci dispiace, però non può stare lì con la paura, lei continua, E sto in pensiero perché Ah. io sì, sto in Vabbè, pensiero. vuol dire che vuole bene a suo marito, Sì, specialmente guarda dove. Sta potando le rose. Ma io veramente queste rose che ce ne regalare una da creatura che si trova a casa, ma solo che le sto rovinando tutte, le sto rovinando. E lui dice che li coltiva per me, solo che si spina e si punge sì, una rosa senza spine. Ah sì. Gli ho detto fammi Che una bello. rosa senza spine. È romantico, No, l'ho troppo romantico. Devo vedere di portare queste rose. Ai! Si è punto. E ride. Sì, certo che sono rido. Certo che Perché ride. se lui si punge vuol dire che è vivo, se no si Ah, punge certo. sì, Ok. è morto. Ma che è scecco, è un scecco. Cosa? Sì, Stava cadendo. Gli ho detto buttami le rose, ma Sì. non è che ci dissi levami i ramagli. Cosa sono? Sono le rametti che dopo che ha finito Ah, di i buttare. rami che erano per terra. Sì, è una settimana che non le ha levate, ora le vuole prendere, la gran Sì, era caduto per questo, E si sviluppava, c'era la palandera, si sviluppava. Non ne capisce niente, È un tordo. È un cretino, che ci posso fare? A zappare le fave se ne sa chi, no? vabbè, sta facendo tutti i lavori di casa. Faccio la croce con la mano manca. Sì, va bene. No che manca la mano, manca sinistra. Sì, va bene, non ho capito. Comunque, ma vabbè, sta facendo, insomma, sta stappando le sta fave, zappando le no? fave. Sì, anche perché lui io gli ho detto, guarda, a me le fave mi piacciono. Sì. Che posso fare? Anche se poi io non lo so perché ci piacciono le fave, se poi quando se le mangia poi ce ne andiamo a letto e fa aria, perché le fave nello stomaco fanno aria e poi scorreggia, io non lo so che cosa devo fare, intanto sta a fare contento perché c'è a zappare zappa molto queste Fave, ricotta salata, ricotta fresca. E lei quindi si fa prendere Non le le fave, poi fa raccogliere le fave e poi fa la pasta con la ricotta, no? Sì, ma lui non lo vuole fare perché mi dice che mi viene aria nello stomaco. Ah, sì? Sì, aria nello E stomaco. quindi non vuole, no? Lui non lo vuole perché poi la notte io lo bombardo. Ah, sì? Sì, ci sono i bombardamenti. C'è la guerra la notte, Ci sono i bombardamenti. Ho capito. Sì. Lui è Hitler e io Mussolini. Ora tu sei un gagnaccio. Giacomino. Stai attento. Il cane c'è. Ma guarda, no. lo vedo che c'è il cane, ma... C'è il cane che sta pestando le fave. Sì, lo aiuta a zappare. È una cosa preziosa. Lo aiuta a zappare magari. Giacomino, sta attento cane che ti sta pestando le fave. Sì. Mi devo riposare 5 minuti che non ne posso più. È inzalanuto. Cos'è? Zalanuto. E cos'è? C'è Zala 1, è presente? Insalata? No. La sarda salata, quando Sì. è salata. Sì. Zalanuto è come una sarda salata muscia. Vabbè, ho capito. Sì, e stanga subito, si leva il giubbotto e si dice, che fate stai stridicchiando? Gagnaccio, lascia stare le fave della tua padrona. No, travagliare tutti le sapere le fave. Si sta mettendo comodo, Si mette comodo che poi ci piace che si stinnicchia sotto l'albero e dorme. vabbè, è stanco, Un cane dai. di piste fave, io si addormenta e si addormenta. Sì, E tutti fave contenti, le dai. Mi sta pistando tutti. Oh, mi devo riposare. Sì. Tale, c'hai, Lo lasci riposare. Mi Sì, dica. Omar, scusa, c'hai la pignata in casa, c'è la pendola sopra. Ah, la pentola sul fuoco? Sì. c'è solo la pendola Sì, sul vabbè, fuoco. vada. Ci colleghiamo tra poco, possiamo? Ciao, sì, sono tutte cose da bruciare. Va bene, ci colleghiamo tra pochissimo con Casa Citronello. Aspetta,
quando... Ah, sì, quando vedo che fa che... Oh, è ritornata. A posto con la pentola, tutto fatto? Sì, no, meno male, perché si stava bruciando. A Sì, piglia. Sì, quando un macco è scritto tu piglia. Che? Quando un macco è scritto tu piglia. Che vuol dire? Cioè, stavo facendo fasole. I fagioli. Fasole, sì, Sì. i fagioli. Stavo facendo, sì, i fagioli quando si dice, c'è un detto che dice quando un macco è scritto piglia. Vabbè, ok. E io avevo la pentola, cioè stava pigliando, cioè si sentiva... Gli hai aggiunto un po' d'acqua? Un po' d'acqua, c'è una remenata. Sì, Ah, ho perché- capito, vabbè, ma non ci interessa. Guarda, Ah, signor- ti susisci Giacomino, dove sei? Ah, sto andando a mangiare i cagnolini, cioè c'ho due cuccioletti. belli. Sì, piccolini, Sì, io li amo. insomma, sono abbastanza grandi, eh. Sì, perché io li ho evoluti perché mi piacevano. Li ha questi- evoluti? Li ho evoluti. Li hai evoluti o li ha No, voluti? erano piccoli e poi si sono evoluti. Ah, solo. vabbè. Ha Sono voluto i diventati- cani lei. Sì, sono due cani di Manera. Sì, vabbè. Sì, sono due cagnolini piccolini, quando erano cuccioletti io mi piacevano e li ho voluti fortemente. Poi sono arrivati qua e adesso non ci vuole dare a mangiare. Ah, mi c'è dato da mangiare che non si sa se sono cacatene di pecora, di coniglia, qualche maniata, non lo so. Poi guarda qua, c'hai due cani e hai due cucci, certo, perché praticamente già si stanno preparando perché ma ti rendi conto? Si arrabbia da morire, Si arrabbia continuamente, eh. Sì, Ma anche sì. la legna, vedo che insomma la fa sempre con un po' di... sempre la- arrabbiato, sempre, no? È sempre arrabbiato perché vuoi, la legna non la può tollerare, non la tollera. Sì, ma lei dice che suo marito non fa niente, ma oggi invece si è dimostrato un grande lavoratore, suo marito, eh? Sì, perché no, ma il problema è che le cucce sono, le cucce. Lui dice che... C'entra le cucce. Sì, ne abbiamo tre. Siccome lui è autodidatta, ci si fai un'altra cuccia in più, perché non si sa mai. Se che- nasce, dice un altro. Se nasce un altro bambino è un altro bambino. Ho capito, però Un dico, altro mi cucciolotto. sembra molto, dico, si dà da fare a casa, che lei si lamenta sempre del suo marito, eh? Si sa da fare, sì, beh, sempre brontolando. Sì, brontola sempre. Sì, lei si spaparacchia con il camino e io prendo la legna, lei si spaparacchia. Ci piace perché una volta si vedeva la pubblicità con il brand di Romagna che crea l'atmosfera. E io qua, con l'atmosfera che devo prendere lei. Ma ti rendi conto? No, non le posso... Sempre che brontola, sempre come... Mi dice Vabbè. che ne compri 3 e ne paghi 2 al supermercato. Ma disgraziato. Signora, ho sentito un rumore in cucina. Che è successo? Aspetta, Che succede? un macchina è scritto e piglia, aspetta. Aspetti, siamo in onda. Vabbè, comunque. Ok, salutiamo Casa Citronello. Non ne posso più! Non ne posso più, che devo fare? Non ne posso più! Il termosifone con il camino. No, con il... Che cosa fai? Perché mi guardi? Per te, cara, che sei la più bella. La più... Tu che cosa vuoi tu? Ah, mi sta pestando le fave, mi sta rompendo la